La Chiesa oggi celebra San Giovanni della Croce. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Oggi, 14 dicembre, è il Monkey Day, letteralmente la festa nella quale si celebrano le scimmie. Nata per gioco da un'idea di alcuni studenti del Michigan State University, si è dimostrata un'occasione per imparare qualcosa su questi primati altamente intelligenti e sensibilizzare l'opinione pubblica intorno alle sorti di alcune specie a rischio. Le scimmie non giocano solo un ruolo cruciale negli ecosistemi, ma hanno anche un posto speciale nella cultura popolare e nella spiritualità, considerate come simboli di intelligenza e curiosità. Inoltre alcune specie, come le scimmie cappuccine, hanno un sistema sociale complesso in cui le alleanze e gerarchie giocano un ruolo molto importante. Con gli accordi di Dayton, formalizzati a Parigi il 14 dicembre 1995, fu messa la parola fine alle sanguinose guerre civili jugoslave, decretando la dissoluzione della Jugoslavia e la nascita degli stati indipendenti di Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro. Ma sapete perché nel deserto ci sono i miraggi? La sabbia arroventata scalda l'aria a diretto contatto con il suolo, facendola diventare meno densa di quella superiore. La differenza di densità dell'aria produce il fenomeno della riflessione dei raggi solari, con conseguenti creazioni di immagini di laghetti che in realtà non esistono. Stesso effetto si potrebbe aver notato in autostrada. Le pozzanghere che si vedono sull'asfalto sono dei veri e propri miraggi. Buona domenica ai 12. Oggi la luna in bilancia è molto più calma, non si oppone a nessun pianeta e dialoga benissimo con una bella Venere che riporta alla bellezza di questa giornata. Ariete, luna in opposizione per voi, ma Venere amica, come la mettiamo? Magari personalità diverse, ma sicuramente c'è sentimento. Buona domenica. Toro, per voi oggi la giornata è una giornata molto piena di cose da fare, di amici da vedere, di famiglia da organizzare, ma non vi dispiace affatto perché oggi sarete lesti, veloci e assolutamente decisionisti. Oggi si fa come dite voi. Gemelli, la giornata oggi vede una compagine planetaria in diretta opposizione ed è proprio Mercurio, il vostro pianeta, uno di questi. Forse avete semplicemente bisogno di riposo, di non pensare troppo alle cose e di relazionarvi comunicativamente un po' più serenamente e senza belligerare. Cancro, una giornata oggi che vede una quadratura della Luna proprio su Giove, un po' di smania oggi, un po' di fame, di attenzione, di coccole. Oggi sarete un pochino capricciosetti. Leone, la giornata oggi sembra splendida, una luna amica che vi porta a voler fare qualcosa di nuovo, di bello, di grande. E avete di nuovo dei desideri da realizzare. Il grande Giove sta già facendo sentire il suo influsso e vi anticipa già che il 2026 sarà un anno meraviglioso per voi. Vergine, per voi oggi la luna risulta concreta, amorevole e vi aiuta anche a capire meglio le diversità del partner, quindi oggi è una giornata di recupero e di serenità. Bilancia, luna in perfetto accordo con la bella Venere, il vostro pianeta, finalmente vi regala una giornata senza stress e piena di tanto amore. Scorpione, per voi che avete tutto davanti e tutte le prospettive, non sapete cosa fare prima. Probabilmente avete aspettato tanto che adesso vi sembra quasi azzardato fare tutto insieme, eppure le possibilità che vi si sono aperte sono tante. Avete una domenica per pensarci su. Sagittario, giornata oggi che vede Mercurio, Venere, Sole e Marte
nei vostri gradi a darvi forza ed energia. Brillate assolutamente tra le stelle. Le quadrature però con Saturno e Nettuno vi mettono dei limiti temporali. Approfittatene per progettare bene, per poi ricavare un qualcosa di veramente molto importante. Capricorno, una giornata oggi che vede il solito Saturno avere a che fare con le quadrature del Sole, di Marte e di Venere. C'è proprio bisogno di riposo, siete molto stressati, ci penserà l'amore a coccolarvi. Acquario, una giornata che vede Luna in trigono, 4 pianeti a favore, più 2 che vi strizzano l'occhio, e il vostro Urano, soprattutto tra tutti, che vi manda un trigono proprio su un Plutone intrigante. Sembra proprio un weekend che vi vede protagonisti e sorprendenti, e c'è in aumento un certo fascino. Le stelle predicono che ci sono incarichi nuovi per voi. Pesci, giornata oggi molto importante perché va discusso assolutamente nel tempo e nello spazio utile che presenta questa domenica un problema lavorativo e o familiare che dovete necessariamente affrontare con il partner. Da un progetto dell'architetto José María Castel, il 14 dicembre 1947 è stato inaugurato a Madrid lo stadio del Real con il nome di Nuovo Stadio Chamartín. Il 4 gennaio 1955 è stato ribattezzato Santiago Bernabéu in onore del grande presidente del club dal 1945 al 1978. Less is more, tradotto alla lettera significa meno è di più. Ha origini nel mondo dell'architettura dove si cerca di creare edifici essenziali, ma non finisce qui. Questa filosofia si è diffusa anche in altri settori, come quello dell'abbigliamento. Potete applicarla anche alla vostra vita quotidiana, concentrandovi sulle cose che contano davvero. Cercare sempre di raggiungere ed avere qualcosa in più può portare agli stessi problemi di chi ha qualcosa in meno. Il matto del giorno è Nostradamus, il visionario più famoso della storia, conosciuto per i suoi stati di trance, attraverso i quali rivelava, secondo lui, eventi futuri. Iniziò la stesura delle sue profezie nel 1554, utilizzando giochi di parole e varie lingue per evitarne una facile decifrazione. Le reazioni furono diverse, alcuni pensarono che fosse un servo del diavolo, un impostore o un matto, gran parte dell'élite credeva invece che fosse realmente un visionario. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. Il nostro appuntamento quotidiano termina qui, ma non preoccupatevi perché vi aspetto anche domani, sempre pronta a raccontarvi nuove curiosità col nostro imperdibile almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.